Buon pomeriggio ragazzi, io sono Lord Perso e iniziamo subito con la campagna contro, o meglio, il secondo atto della campagna africana. Ho nominato così lo scorso episodio dopo averci pensato perché fondamentalmente Cartagine è sconfitta. Ci sono gli ultimi rimasugli che secondo me non sono particolarmente, non possono metterci ecco, in difficoltà se non unito ad altre fazioni. Perciò quella che noi andremo a combattere in questi episodi in Africa è proprio la campagna africana, che comprenderà ovviamente anche l'eliminazione di Cartagine, l'espulsione di Cartagine, ma bene o male Cartagine non è più la grande potenza che era una volta che ci ha messo in ginocchio. Vi do una chicca, questa è la seconda volta che registro questa parte qua, perché il computer, il gioco, mi aveva messo le truppe, queste qui, in mare, senza senso, e poi mi è crashato. Quindi, niente, fortunatamente adesso giochiamo con le truppe sulla terra. Eh no, me le ha messe ancora in mare. No, vabbè, raga, ma questo è un bug. Questo è un bug. Sarà difficile, speriamo non cresci ancora. Questo gioco. Dai, rifacciamo la strategia di prima. Allora, anzi adesso magari la facciamo un po' più. Dai ragazzoli, forza. Ah, data. Sconfitti. Sconfitti dai nemici. Infami, tra l'altro, che ci aiutano fino a poco fa. E poi, veramente infami, ragazzi. Vediamo che destino avrà la nostra città. Infami. La nobile fine mi è anche morto il reggente. Cioè il generale, scusate, il reggente. Ah, conquistano la città addirittura. Addirittura. Non c'è mai fine, ragazzi. Non c'è mai fine. No, mi è morto il figlio. Era mio figlio della dinastia. Oh, cavoli. Cavoli. Allora, meno uno all'ordine pubblico, assolutamente. E facciamo un po' di industria. Ok. Ragazzi, ragazzi. Che disastro. Si è formato anche un nuovo schieramento in Parlamento. A questo punto scendiamo e potremmo fondere queste unità per prenderne poi delle altre. Quindi andiamo a farlo. Allora, questa, questa è quella con meno unità. Quindi le fondiamo assieme e fondiamo assieme anche queste due qui. E poi andiamo a prenderci ancora due. No, scusate, prendiamoci queste. Sì, prendiamoci queste che sono cavallerie d'attacco. Prossimo turno cerchiamo di riprenderci la città. Dai, ma ragazzi, non ci credo. Non ci credo. Vabbè. Fatemi vedere, siamo in guerra con questi? No. Con questi sì. È alta. Fami. Ah, guarda, con loro riesco a pacificarmi. Ok, perfetto. Cartagine, alta. Potrei fare una tregua con Cartagine. Non sarebbe male. È così, ragazzi, è così. Siamo messi male. Un po' di soldi li abbiamo recuperati, dai. Allora, fatemi vedere. Loro qui sono in 8. Potrebbero metterci in crisi, effettivamente. Queste sono 8 barche, quindi dovrei avere particolari problemi. Allora, con loro avevo deciso di tornare
Per quale motivo? Perché c'era qualcuno qui nei paraggi, ma non mi ricordo dove era andato. Tra l'altro sono... Ah no, forse erano qua. Aspettate. C'erano qua, esatto, c'era qui l'esercito nemico. Vediamo se riesco a vedere dov'è il restante. Eccolo qua. Ok. Però non dovrebbero essere cioè coprirsi l'uno con l'altro. Sono grossi, eh. Sono grossi. Allora sì, torniamo indietro qua. Con questo. E questo lo potrei mettere qui. Però effettivamente non mi piace che ci siano due imbarcazioni. Potrebbero unirsi. Mettiamoci qua. Non devo avere fretta. Intanto vado a rinforzare le mie truppe. Mm, con che unità potrei rinforzarle? Un bel casino qua. È un bel casino. Intanto facciamo questa, va. Qua è un bel casino perché non ho ancora truppe forti da prendere, quindi per adesso stiamo così. Stiamo così per adesso. Allora, wow, intanto guadagno tantissimo, probabilmente perché non ho un esercito in pianta stabile. Ehm, Fatemi vedere, questi erano posizionati qua. Per quale motivo? Qui ci sono i pirati, va bene, però io mi ricordo che c'erano degli schiavi, ma mi sa che non sono più qua. Mi sa che non sono più qua. Allora, qui intanto ho un altro esercito e vedo di muovere battaglia contro questi, dovrei vincerla. Esatto, tranquillamente. Usando le guarnigioni. Perfetto. Wow, le abbiamo prese però, eh. Uccidiamoli. Ok, allora. Tanto questo sta lavorando, sì. Minchia, ha la faccia che sta lavorando. Torniamo indietro. Ok, poi. Ah, qui c'erano degli schiavi. Ok, ok, qui c'erano degli schiavi. Questi sono dalla nostra parte, va bene. Sì, ci avevano aiutato a sconfiggere, va bene. Allora, i nemici. Qui mi manca un esercito, allora. Però io mi ricordo che qua... Ah no, però ci avevano attaccati e li avevamo sconfitti. Sì. Allora, dove potrei andare con questo esercito qui? Potrei andarmene qua, volendo. Ci impiego una valangata di turni. Però si potrebbe fare. Che bene o male qui adesso io ho questo esercito. Solo che adesso qua ho gli schiavi. Gli schiavi qua sono problematici. Ok. Però io ho un esercito praticamente completo. Quindi sì, lo portiamo qua. Ci piegherò un casino di tempo, però va bene. E gli do anche delle unità. Queste due qua. Di legionari, va bene. Allora, con questi... Ok, sono un po' tranquillo questi turni qui. Quindi scendo in questa direzione. Allora, mi dice che il percorso più breve è questo. Bene, allora facciamo questo percorso qua. Andiamo a sabotare l'esercito. Ok, sabotaggio militare riuscito, perfetto. A parte che sono scarsissimi, quindi non penso che siano un grande problema per noi, per una nostra guarnigione. Questi li teniamo così per ora. Magari gli posso comprare ancora un cavallino, ma non ho neanche le truppe per poterlo fare, quindi va bene così. E poi, vediamo. A livello navale dovrei prendere qualcosa. Allora, artiglieria mi piace. Ne facciamo una, dai. Un'artiglieria e... sono tutti triremi queste.
bireme d'assalto, trireme da tiro. Con calderone. Mm, ma potrei fare da tiro, eh. Ma sì, dai, andiamo a potenziarci un po' la nave. Tra l'altro non ho capito perché è sceso a -2, va bene, ok. Qui sta cercando di fare il suo lavoro. Va bene. Va bene così. Allora, passiamo il turno e vediamo un po'. L'Africa ci respinge, ragazzi. Ancora. Dove? Che palle. Ok, qui intanto ci danno problematiche, va bene. Ok, questi sono allontanati, va bene. Eccoli che arrivano gli spagnoli. Eccoli che arrivano. Allora, vediamo un attimo lo schieramento. Perché io, vabbè, io ho anche cittadini però, eh. Ho anche cittadini. È che non ho tante unità stazionarie in questo esercito. Ho tante unità di cavalleria, ma stazionarie non ne ho tante. Loro hanno di tutto. Wow, poi sono molto addestrati. No, meglio ritirarci. Per adesso. Esatto, perfetto. Adesso li attaccheremo con due eserciti. Faremo un 2 contro 2. Sarà veramente una grossa battaglia, eh. Questi che scendono. Mi preoccupano. Alleanza difensiva. No. Ok, ci ritentano. Il problema è che le mie guarnigioni sono veramente scarse. Anche loro, eh. Anche loro, però. Noi siamo messi peggio ancora. Siamo messi ancora peggio. Che altro che loro hanno queste, una cavalleria. Vabbè, dai, questa è persa, ragazzi. Non la gioco neanche. Vediamo cosa vogliono fare della mia città. Niente. La attaccano solo per rompere le scatole. Contro chi? No. Non adesso. Uh. Cioè vengono contro di noi. Cioè sono proprio assetati di guerra questi. Mi piacerebbe proprio giocarla per raderli al suolo, ma la percentuale di vittoria, ragazzi, è troppo elevata per poterlo fare. Potrei usare questi come prima linea per non consumare queste unità. Però insomma. Ho paura per i miei legionari, però adesso si dovrebbe sbloccare la caserma, quindi non dovrei più avere problemi di reclutamento dei legionari. Dai, facciamoli fuori. Infatti immaginavo. Va bene, le lance. Va bene, ok. E loro, mamma mia. Mamma mia. Devono morire tutti. Tutti devono morire. Ok. Ok, allora, fine economico. Andiamo sulla... Allora, rendimento agricolo.
Abbondanza di prodotti. Più uno al cibo in tutte le province. Andiamo a far così, perfetto. Sovversione militare. Una nuova nascita. Una nuova nascita, tanta roba. Guerra dichiarata tra Scintia e questi, che non so chi siano. Va bene. Ottimo ragazzi, ottimo, ottimo, ottimo. Allora. Wow, quanti soldi che mi si sono sbloccati. Allora, andiamo a vedere un attimo. Io non ho... No, non ho... Allora, portiamo il nostro esercito in avanti. Ok, eccole qua le due cavallerie nuove. Questi magari li fondiamo perché sono veramente messi male. Fondiamoli. E fondiamo anche loro. Esatto, eccoli qua. Eccoli qua, perfetto. A parte che non ho truppe, però... Cioè, non ho uomini, però non ho manpower, però ci siamo. Allora, qui andiamo a prenderci il porto. Wow, potrei prendere la città direttamente. Direttamente. No, continuiamo un attimo il blocco navale. Loro sono da soli. Ok, allora avanziamo e muoviamo guerra. Ok, perfetto, così praticamente non perdo nulla. Andiamo modalità equilibrio. Perfetto, vendetta è stata fatta. Ok, non ho perso praticamente niente. 35 uomini, va bene. Occupiamo. Bene, intanto abbiamo fatto esperienza con le navi. Qui siamo tornati in auge, ok. Questo edificio lo dobbiamo abbattere. Questo lo lasciamo così, va bene. Ok, perfetto, abbiamo ristabilito un po' gli equilibri. Attenzione, eccolo Cartagine che rispunta. Ecco Cartagine che rispunta. Io scendo con questo esercito sperando che Marsiglia non faccia l'infame, eh. Io spero vivamente. Ok. Allora, intanto andiamo a potenziare il nostro esercito. Direi che più 3 armamento pesante. Direi. Molto interessante questa cosa. Ok, va bene. Quindi i nostri nemici si muovono su questa direttiva. Va bene. Non so se portarli indietro. Questi direi che sono sufficientemente grossi per mantenere la stabilità della regione. Quindi portiamoli al porto. Ok. Ok. E vediamo. Ne potrei fare un'altra. Ottimo. Ne farei anche un'altra ancora. Quadrireme. Prioritari sono. Allora facciamone due. Altre due. Usiamo proprio d'artiglieria, proprio dalla costa. Adesso li smazziamo così. Allora, qui vediamo di far fuori sti infami perché adesso mi hanno rotto le scatole. Quindi mettiamo questo esercito qua. E adesso trappolone che scatta. Eccoci qua. Ci danno ancora sconfitti. Ragazzi, questa allora ce la dobbiamo giocare. Sarà una battaglia massiva, signori. Massiva, secondo me li facciamo a polpette a vedere la formazione dei nostri eserciti. Però loro hanno tanta esperienza, soprattutto di cavalleria. Quindi però anche noi qua non siamo messi male con la cavalleria, qui abbiamo tante unità, è bella bilanciata. Allora ragazzi, ce la giochiamo nel prossimo gameplay, mi raccomando. Non mancatelo perché sarà veramente un gameplay memorabile, una battaglia memorabile. Noi ci vediamo alla prossima puntata perciò. Mi raccomando ragazzi, non dimenticate di supportare questa serie mettendo like e anche commentando. Alla prossima ragazzuoli, statemi bene.